Se senti un urlo tra grugnito e raglio, corri. In Sicilia lo chiamano usughio. 30 secondi di leggenda, 15 di verità scomoda. Andiamo. Ibrido. Uomo, rettile, mammifero. Viso da bimbo, ma da topo. Occhi feroci, criniera, squame spesse. Racconti del 1700-1800. Tyrrhenian Coast e Torre Archirafi. Alcantara, Brolo. 1789. Un foglio volante narra un anfibio feroce, barche rovesciate, bestiame inghiottito, abbattuto a colpi d'archibugio. Per questo dicono sillario come un sughio da turri. Non solo paura, protezione. Favole ammonitrici, stai lontano da pozzi, acquitrini, scogliere. Oppure equivoco zoologico. Iguane portate da viaggiatori? In Pinacoteca Zelantea si dice fossero esposti 2 rettili impagliati, ritoccati. E qualcuno parla di ladruncolo che sfruttò la leggenda. Mostro o specchio delle nostre paure? La prossima volta che il mare tace, ascolta. E se senti quel verso, scappa. Metti like se l'urlo ti ha fatto alzare il volume e condividi per sfidare chi un cicriri. Scrivi nei commenti, tuo nonno te l'ha mai raccontata?